Professor Francesco Brandoni per servirla. È il suo vicino. Maresciallo Maranzana a Tirchio, del corpo somiglianza Lidia Pinette. Se n'è andato per sempre. Ah, te ne sei andato, Goffredo mio. Mentre il suo povero Goffredo era un capitano di industria sempre in volo, ut avis, come un uccello. Ah, sì. Uè, molli, pirla di un terù, molli! Il povero Goffredo è lassù. È andato a cogliere il giusto premio quello, povero uomo, l'ho premiato lassù, è premiato Ma laggiù. dove? Guarda, professore, dico lassù, l'ho ucciso io. Non mi crede? Ucciso! Con il coso del caffè. Con il coso del caffè. L'amico Pironte sostiene di aver veduto l'anno scorso Goffredo sul treno. Insomma, voglio dire, lei signora si trova a disporre di un patrimonio, come dire... Consigliere. Brava signora, consigliere era la parola che cercavo. Socio, ci sarà sicuramente un sacco un telo. Ma sì, teniamo un sacco a pelo. Bene, fra un minuto saremo sulla strada del faro. Dai, su. Siamo infestati da ladri briganti. Permette che diamo chiaro. Lascialo! Le spiacerebbe mostrarsi con la pipa in mocca? Perché? Ma perché l'aveva questa proprio l'altra notte il povero architetto, no? Ma com'è che l'architetto si trova sul San Bernardo? Il suo fantasma sul treno e la sua pipa qui. Ho sentito un fruscio sospetto. Un'ombra nella nebbia. Mi sono slanciato. Un ladro? Un albero. Le ginocchia! Ah, le mie povere ginocchia! Dopo le ginocchia? Tutto ho sbattuto, Oh, signora. creature. Apri il giornale e gli aerei si schiantano. Ti dedichi al sano svago e ti imbatti nel sacco col morto dentro. Questo sacco qui. Questo sacco qui. A nanna, vai, a nanna, via. No, se prima non vedo la luce accesa e la porta aperta. Il penultimo scalino è sempre quello che vi frega.